storia di Daniel l'ho incontrata, l'ho conosciuta per caso, leggendo un giornale. Si parlava di questo giovane che era stato un bullo, un ladro, un rapinatore, che era stato in carcere minorile, che prima ancora era stato in comunità, ma era scappato da diverse comunità. Un ragazzo perduto, irrecuperabile, però a un certo punto cambia, e questo cambiamento avviene quando per la prima volta ha incontrato degli adulti credibili, degli adulti che hanno saputo dargli fiducia e ha saputo aiutarlo a liberarsi da un destino che sembrava già scritto. Quando entriamo noi tutti hanno paura di quelli di Quarto Giaro, il treno è tutto nostro! Come che impazzivano però? Quarto Giaro, po 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 po. Per noi che raccontiamo storie per bambini e ragazzi è importante con questo spettacolo rivolgerci non solo al pubblico giovane, quindi a quei ragazzi che stanno vivendo magari delle situazioni che gli ricordano quelle che potrebbe aver vissuto Daniel, ma rivolgerci anche a tutti quegli adulti che appunto guidano e accompagnano i giovani nella crescita. Un ragazzo quando incrocia una storia o sente che comunque in quella storia che legge si sente letto da quella storia lì, lui compreso, e allora lì in tanti ragazzi scatta il click, un po' come è scattato a me. Ero davvero dovuto finire in carcere per vedere mio padre e mia madre seduti allo stesso tavolo senza insultarsi o prendersi a botte. Daniel è un ragazzo perso, irrecuperabile. Io le ho provate tutte, mi dispiace, fatica a sprecare. Io penso che il teatro possa permettere di andare ancora più a fondo di questa storia di riscatto, di rinascita. Se dietro ad ogni errore riusciamo a cogliere un insegnamento, quella non è la fine, ma l'inizio di una nuova storia.